c'è un mondo che è diventato è invecchiato, che vive più a lungo, a cui non corrisponde una natalità altrettanto forte. Concetto semplice e immediato per spiegare la crisi dell'INPS e soprattutto il futuro pensionistico di tanti e soprattutto giovani trevigiani. Certo, pensioni baby e soprattutto quelle d'oro concorrono a rendere ancora più precaria tutta la situazione previdenziale, ma è la mancanza di lavoro giovane a rendere fondamentale il sostegno della previdenza integrativa e quella dell'INPS. Come sono lontani i tempi in cui la famiglia media contava su almeno 4 occupati e una persona a casa. Ecco perché negli anni 70 ci siamo permessi le baby pensioni e la singolare postilla che ha permesso a tanti di avere un assegno pensionistico legato all'ultimo stipendio riscosso e non alle centinaia di citolini versati veramente durante la vita lavorativa. Qualcuno direbbe cicale del passato che hanno lasciato l'attuale desolante orizzonte previdenziale alle formiche odierne. E da brave formiche venete, sin dagli anni 90 abbiamo capito che il sistema non reggeva, così come oggi capiamo che un INPS veneto non arriverà con l'autonomia. La solidarietà non c'è alcun dubbio che oggi ha un orizzonte di tipo nazionale, c'è invece la possibilità che come Veneti e come Solidarietà Veneto noi possiamo fare qualcosa per garantire una sicurezza maggiore ai nostri concittadini. Fondi come il Solidarietà Veneto servono anche in alternativa alla pensione anticipata delle banche, perché si stanno accorgendo pian piano tutti che tenere a lavorare le persone fino a 67-70 anni, come in previsione, significa far saltare completamente il meccanismo che sostiene la previdenza sociale. Quest'anno la legge di stabilità ha stabilito che attraverso la RITA, rendita integrativa anticipata temporanea, questo è l'acronimo, uno possa andare in pensione anche 5 anni prima di aver maturato il diritto alla pensione pubblica o addirittura 10 anni qualora siano subentrati situazioni di disoccupazione per oltre 24 mesi.